Restano molto gravi le condizioni di 2 dei 4 operai coinvolti nel drammatico incidente alle Acciaierie Venete di Padova. In chiesa della Procura ieri il vertice sindacati Zaia, subito gli stati generali della sicurezza. Oggi a Padova Susanna Camusso. Sentivo le voci che mi dicevano di farlo. La confessione shock della mamma di Mogliano arrestata per aver gettato dal terrazzo la figlia di nemmeno 3 anni. Allarme e paura tra i veneziani ieri per la nave da crociera in avaria al canale della Giudecca e i comitati tornano ad attaccare. Non possiamo aspettare il disastro. Stallo di governo, Di Maio e Salvini chiedono tempo ma a decidere sarà Mattarella. Ring l'opposizione ironizza, tra gazebo e voto online gli attivisti possono far saltare l'accordo. 5 anni di sospensione da qualsiasi attività federale è la decisione del Tribunale Sportivo nei confronti dell'allenatore di nuoto veneziano che avrebbe intrattenuto rapporti proibiti con un atleta minorenne trevigiana. È iniziata la campagna elettorale per il referendum sulla divisione amministrativa tra Mestre e Venezia e accanto ai comitati per il sì ne spunta uno per il no. Dalla Sardegna in Veneto gli abitanti di Arborea in viaggio nella nostra regione per ritrovare i posti d'origine dei loro genitori. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, dunque lo avete sentito anche dai titoli in primo piano, torniamo a parlare dell'incidente alle Acciaierie Venete di Padova, restano sempre gravi le condizioni di salute di 2 dei 4 operai coinvolti. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Federico Fusetti per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Federico. Buongiorno da Padova. 2 giorni dopo il drammatico incidente lo stabilimento padovano delle Acciaierie Venete rimane sotto sequestro, mentre è stazionaria la situazione di 4 feriti. Uno è stato dimesso, un altro non è in pericolo di vita, mentre gli altri 2 sono in condizioni gravissime. Marian Breatu, romeno di 43 anni, che vive a Cadoneghe, lotta tra la vita e la morte con ustioni sul 90% del corpo. In queste ore è in corso un lungo e delicato intervento chirurgico nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Padova, diretto dal dottor Bruno Azzena, che nell'ultimo bollettino medico ha parlato di situazione molto grave, ma anche della possibilità che l'operaio possa farcela. Decisive naturalmente saranno le prossime ore. Intanto il governatore del Veneto lancia gli stati generali sulla sicurezza, ha incontrato i segretari regionali di CGIL e CISL e UIL che fanno un appello a Luca Zaia perché potenzi gli SPISAL, le strutture di sicurezza, ispezione e sorveglianza sui luoghi di lavoro, e promuova un tavolo permanente che coinvolga istituzioni, l'INAIL e le associazioni imprenditoriali. Zaia ha risposto tra l'altro che la situazione in Veneto è simile a un bollettino di guerra e che occorre capire quale sia il numero ottimale di ispettori SPISAL. A Padova è arrivata anche la leader della CGIL, Susanna Camusso, che ha parlato con i lavoratori e rappresentanti sindacali delle Acciaierie Venete. Ecco cosa ci ha detto al termine dell'incontro. Innanzitutto hanno raccontato la dinamica dell'incidente, le preoccupazioni, hanno raccontato della reazione dei lavoratori che ovviamente sono, come dire, tutti molto colpiti non solo dal dolore per i loro colleghi che lottano tra la vita e la morte e sono infortunati, ma il tema fondamentale è aver preso coscienza che sono in una condizione di lavoro a rischio, che quella condizione di lavoro non si deve ripetere. L'attenzione va ricentrata sul tema della prevenzione e non solo sul tema di quali sono gli strumenti, in questo caso l'imbragatura della siviera, ma anche come i lavoratori vengono messi in condizioni di sicurezza anche di fronte all'ipotetica possibilità. Si può avere l'impianto migliore del mondo, ma i lavoratori devono essere nella portata possibile di un oggetto il cui solo calore determina delle immediate conseguenze nei confronti dei lavoratori, quindi c'è un tema che riguarda gli impianti, la sicurezza degli impianti, come si controlla, se davvero sono stati fatti tutti i controlli, ma c'è soprattutto un tema di come è organizzato il lavoro, di come si previene la possibilità di qualunque rischio per i lavoratori. Grazie Federico Fusetti per tutti gli aggiornamenti. Adesso invece sentiamo la testimonianza raccolta ai nostri microfoni, quella di Simone Vivian, uno dei lavoratori coinvolti nell'incidente e dimesso ieri. Mi sento un miracolato, ha raccontato l'uomo. Si sente un miracolato? Io sì, per fortuna sì. Nonostante tutto, sarò stato una 50-60 metri io da dove è successo il fatto. Infatti fortunatamente mi ha preso sugli schizzi da me, perché bastava anche 5 minuti più tardi non andare a fare un lavoro dove c'è il mio collega che è a Verona
e mi prendeva sotto anche me. Dai 4 sta più miracolato. Inizia a essere qua, ma è cercato a 3 metri finale, ci paga giù, in pieno. Io stavo riempiendo una paniera che sarebbe refrattario, dove dentro l'acciaio liquido. E c'erano il mio collega che stava facendo un lavoro a 10 metri, 15 da dove è successo il fatto che si è sganciato la Silviera, che è un altro contenitore cilindrico che tiene dai 60 ai 90 quintali di acciaio liquido a 1500 gradi e fatalità, ho sentito un botto, mi sono girato, ho visto fuoco dappertutto e i 2 che lavoravano sotto proprio di acciaieria sono al 100% ustionati. Sono stati colpiti prima dall'ondata di calore e dopo dal materiale che li ha bruciati del tutto. Mio collega la prima ondata di calore fortunatamente l'ha evitata perché era dentro a questa paniera a farmi un lavoro che dovevo usarla io dopo, ritornare a mettergli le mani 5 minuti più tardi, quindi l'ondata di calore non l'ha presa, però saltando fuori dal refrattario come normale gli schizzi e il materiale lo ha colpito. Il collega di Santa Maria di Sala? Sì, mio collega di Santa Maria di Sala. Come sta adesso? Adesso è sotto sedativi a Verona, ricoverato e ha tutta la schiena, le gambe, le braccia ustionate. Mi hanno detto che ha un buco sulla schiena che devono valutare quanto fondo è, se è stato interessato nervi, zone più pericolosi. Un lavoro duro, usurante, un lavoro che il papà di Simone conosce bene perché a suo tempo anche lui subì un infortunio. Bisogna stare sempre con gli occhi aperti, perché può succedere in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, quando ti attaccati dentro è pericoloso. Un lavoro che, non so, dice questa è pensione. Uno che ha fatto 30 anni dentro lui ha dato pensione, no? Portargli a 70 anni, 40 anni di lavoro, 50, 45. Secondo Simone, dipendente di una ditta esterna insieme al collega di Santa Maria di Sala, ora ricoverato a Verona, si è trattato di una tragica fatalità. La colpa non penso che sia di nessuno, le manutenzioni vengono fatte santuarialmente, per cui non penso, cioè, per me è stata solo proprio una sfiga, cioè così dovuta alla sfortuna che ha uno, perché i controlli vengono fatti una volta alla settimana, per cui quello che non funziona viene cambiato. E purtroppo ieri pomeriggio un altro incidente mortale sul lavoro a La Spezia, a perdere la vita un operaio croato residente nel Trevigiano, a Paese. L'ennesima tragedia sul lavoro si è verificata alla Spezia, ma ancora una volta è la Marca a piangere la morte di un operaio. Schiacciato da una pesante lastra di metallo staccatasi dalla gru che la stava trasportando, ha perso la vita Dragan Zekic, 56 anni, operaio croato da tempo residente a Postioma di Paese. Lavorava in Liguria per conto di una ditta trevigiana in subappalto per un'altra azienda della Marca, con l'incarico di effettuare l'ampliamento di alcuni pontili in un cantiere navale. Alle 16 di ieri, quando ormai i lavori erano quasi ultimati, la tragedia, la pesantissima lastra di metallo si è staccata dalla gru piombando al suolo ed uccidendo il 56enne sul colpo. Stamane manifestazioni e picchetti dei lavoratori alla Spezia, e sull'ennesima tragedia che segue il dramma delle acciaierie venete sono intervenuti i sindacati del Veneto, che hanno deciso uno sciopero regionale e ulteriori mobilitazioni che verranno stabilite nelle prossime ore. Continuiamo con la cronaca e restiamo nella Marca trevigiana. Si è giustificata raccontando di aver sentito delle voci dentro di sé, delle voci che le dicevano di gettare dal terrazzo di casa la figlioletta di neppure 3 anni. Sono le poche parole riferite ai carabinieri dalla 41enne di Mogliano Veneto, arrestata domenica pomeriggio con l'accusa di aver tentato di uccidere la bambina, ferita seriamente in seguito alla caduta da un'altezza di circa 6 metri, ma non in pericolo di vita. La bambina è finita sul manto erboso del giardino condominiale, che ha l'impatto con il terreno. La madre è ora rinchiusa in carcere alla Giudecca. Seguita già da tempo dai servizi sociali per lo stato depressivo in cui versava, è probabile che il suo legale, l'avvocato Giancarlo Zanin, presenti già in sede di incidente probatorio una perizia che spieghi le condizioni psichiche in cui versa la 41enne. Intanto il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'USL 2 dice che tutte le persone coinvolte vanno aiutate. Cosa è accaduto nella mente della mamma di Mogliano, che in un attimo ha gettato la figlioletta dal terrazzo?
Da questa notte si trova nel carcere della Giudecca e nelle prossime ore verrà sentita dal magistrato. Ogni storia a sé, spiega il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2, non si sbilancia. Queste, dice, sono vicende delicate, ma tutte le persone coinvolte vanno aiutate. Poi aggiunge: quando succedono problemi così seri, ripeto, il rispetto significa soprattutto capire che dietro a ogni storia, a ogni situazione c'è una situazione particolare, probabilmente una situazione di grave sofferenza, come ce ne sono oggi nella nostra società, capita, succede, ma non a causa della società in generale, ma a causa del fatto che esistono le malattie e a fronte delle malattie ci sono dei momenti di grandissima sofferenza. Si poteva prevenire, tante domande che per il momento non trovano una risposta. Forse, qualcuno dice, potrebbe essere stata una crisi postpartum che potrebbe manifestarsi anche dopo qualche anno. Questa è una situazione molto specifica che rende fragile quel processo di diventare madre che ha una sua complessità. Si sa che non si diventa madre in pochi istanti o in pochi mesi, ma è un processo che comporta anche una trasformazione emotiva, un'assunzione di responsabilità che può destabilizzare. Fondamentale intervenire nelle diverse patologie per tempo. Cos'è un intervento preventivo? Il fatto di poter capire, per esempio, se ci sono dei problemi, di poter intervenire precocemente. Più precocemente si interviene, più alta è la possibilità di risolvere il problema. Più tardi si interviene, più il problema rischia di diventare grave. E ribadisco, quando un problema diventa serio, quando un problema diventa grave, certamente poi tutti i rischi aumentano. Allarme e paura ieri tra i veneziani per la nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca. I comitati tornano ad attaccare, non possiamo aspettare il disastro, dicono, queste navi vanno allontanate da Venezia. Sono da poco passate le 18:30 quando veneziani e turisti puntano gli occhi sul canale della Giudecca, dove in quel momento sta transitando la Marella Discovery 2. La nave da crociera è in avaria, lunga 264 metri e larga 37, l'imbarcazione sta uscendo dal porto, quando probabilmente per un problema ai motori inizia a mettersi di traverso nel canale, di fronte al grande albergo del Molino Stucchi, con l'alta prua rivolta verso il molo delle Zattere. A quel punto il comandante prende contatto con la centrale operativa della Capitaneria di Porto, spiegando di voler rientrare alla base. I rimorchiatori che stavano conducendo la nave fuori dal porto invertono la rotta e trainano la Marella alla stazione marittima. Fortunatamente tutto si risolve per il meglio, ma quanto accaduto riaccende le polemiche sulla presenza in laguna dei giganti del mare. Nessuna speculazione, commenta Tommaso Cacciari a nome del comitato No Grandi Navi, ma i timori restano. Non metto in dubbio la ottima qualità dei nostri piloti e della qualità tecnica di questa nave. Gli incidenti succedono. È successo nel cuore della città di Venezia. 3 rimorchiatori hanno faticato mezz'ora per riportare in porto una nave da 40.000 tonnellate. Cosa sarebbe successo se fosse stata una nave da 120.000 tonnellate? Il comitato sta già organizzando per il 10 giugno una manifestazione che parlerà di idea di città, dalla questione abitativa al turismo, ma soprattutto come primo punto all'allontanamento delle navi da crociera. Questa è un'occasione in più per ribadire con forza che Venezia è troppo piccola, troppo fragile, troppo delicata per ospitare delle navi che sono pensate per andare in oceano e in oceano devono restare. Intanto anche il presidente del Porto di Venezia, Pino Musolino, commenta l'avaria di ieri pomeriggio alla Giudecca. Quanto accaduto, dice, fa emergere con forza l'eccellenza nella gestione della sicurezza della navigazione del Porto di Venezia. E grazie al coordinamento della Capitaneria di Porto con l'autorità di sistema portuale, ma anche al lavoro dei piloti e dei rimorchiatori, che la sicurezza viene garantita ed è elemento centrale per lo scalo di Venezia. Sono terminate nella notte le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato ieri pomeriggio nel deposito di un colorificio di Oppeano, nel Veronese, che ha distrutto l'immobile e provocato un'altissima colonna di fumo visibile da gran parte della provincia e preoccupato cittadini e istituzioni per la salute pubblica. I vigili del fuoco, intervenuti in massa, torneranno in giornata per alcuni sopralluoghi sull'area. Ieri il deposito di circa 700 metri quadrati, situato nel retro dell'azienda di recente costruzione, è collassato a causa del calore. Fortuna ha invece voluto che lo stabilimento dove avviene la produzione non sia stato intaccato dalle fiamme.
I tecnici di ARPA vanno dislocato sia nei pressi dell'azienda che in altri punti di Oppeano e nei paesi vicini dei rilevatori per accertare il tipo di sostanze e polveri sprigionate dal rogo. I dati delle analisi verranno resi noti nelle prossime ore. In via precauzionale i sindaci dell'area hanno emesso un'ordinanza con la quale si sconsiglia ai residenti di rimanere all'aria aperta. Si invita a tenere chiuse porte e finestre, a non fare uso di prodotti coltivati negli orti e a non azionare i condizionatori d'aria. La politica, trattative ad alta tensione, ultima decisione del Capo dello Stato, e poi per i 5 Stelle sarà voto online, per i leghisti invece consultazioni ai gazebo. Insomma, l'accordo per la formazione del nuovo governo potrebbe saltare, come è emerso ieri sera nel corso di Ring. C'è un percorso ad ostacoli in questo, cioè c'è l'ultimo punto, se trovano quell'accordo oltre alla trattativa, che è già una cosa molto complicata, perché mettere insieme i 5 Stelle con la Lega immagino che sia molto difficile. Mettere insieme dei punti dell'uno e dell'altro e poi individuare un percorso per raggiungerli, quando sappiamo che le posizioni in campagna elettorale erano nettamente diverse su certi punti, è altrettanto difficile. Se poi tutto quello che viene prodotto in questa trattativa dobbiamo anche sottoporlo a un voto online piuttosto che ai gazebo della Lega, c'è un doppio rischio, triplo col Presidente dello Stato. Capitare che la proposta non venga condivisa da chi vota, ritorniamo al punto di partenza. Il programma di Salvini è più netto e più chiaro, c'è un programma, diciamo, di destra europea, di nuova destra europea, di ispirazione lepenista, se vuoi, no? E via dicendo. I 5 Stelle su questo invece sono appunto da società liquida, no? Cioè si adattano a seconda del contenitore, anche dal momento, anche dal contesto, anche un po' opportunisticamente, devo dire, come abbiamo visto anche in queste settimane, quindi è più difficile trovare il punto di contatto. D'altro canto non hanno mai governato, hanno governato solo alcune città, adesso Torino e Roma, piccolissimi comuni, cioè non si sono mai messi alla prova, e questa è una debolezza che si vede anche in queste trattative. Altra giornata difficile lungo l'autostrada A4 per un tamponamento tra 3 mezzi pesanti, accaduto verso le 8. L'autostrada A4 è stata chiusa tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, così come lo svincolo in entrata a San Giorgio, sempre in direzione Venezia. Nel tratto interessato dal sinistro si sono formate code che hanno raggiunto i 6 chilometri. Per far defluire il traffico è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale e i sanitari del SUEM che hanno soccorso una persona rimasta lievemente ferita. Continuiamo con la cronaca. 5 anni di sospensione da qualsiasi attività federale è la decisione del Tribunale Sportivo di Roma nei confronti di un allenatore di nuoto veneziano che avrebbe intrattenuto rapporti proibiti con un atleta all'epoca dei fatti minorenne della provincia di Treviso. Il sostituto procuratore Fabio Pontelli ha già preannunciato ricorso di fronte alla decisione presa dalla prima sezione deferimento del Tribunale Federale Sportivo di Roma, che ha stabilito una sospensione di 5 anni da qualsiasi attività federale nei confronti dell'allenatore di nuoto veneziano accusato di aver avuto rapporti proibiti con un atleta tesserata trevigiana all'epoca dei fatti minore di 16 anni. Pontelli ha intenzione di ribadire la richiesta di radiazione formulata nel processo sportivo di primo grado. I fatti in questione risalgono al 2016-2017, quando l'atleta trevigiana si allenava quasi quotidianamente nella piscina della provincia veneziana. È in questo arco di tempo che i genitori trovarono foto e messaggi equivoci sul cellulare della figlia, denunciando tutto alla Procura della Repubblica Veneziana, che ha raccolto documenti e testimonianze fino alla chiusura delle indagini. L'intera vicenda è stata seguita in modo inflessibile sin da subito anche dalla Federazione Italiana Nuoto. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, c'è ancora la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale per parlare di un furto messo a segno in una chiesa di Monselice.
Profanato il tabernacolo e rubati 2 vasi sacri che contenevano l'Eucaristia. È accaduto nella chiesa di San Giacomo di Monselice. A dare la notizia alla stessa diocesi di Padova. Siamo profondamente addolorati e anche preoccupati, ha detto il vicario generale della diocesi, Monsignor Giuliano Zatti. Quanto accaduto a Monselice segue a breve distanza altri atti vandalici. A novembre al santuario di Tessara, dove successivamente sono stati ritrovati gli oggetti rubati, e a febbraio a Camorosini, dove è stato profanato il tabernacolo. È iniziata la campagna elettorale per il referendum sulla divisione amministrativa tra Mestre e Venezia e accanto ai comitati per il sì ne spunta uno per il no. Siccome la parte di cittadini interessati alla separazione, convinta che la separazione sia una soluzione, è molto attiva, ci sembra giusto far capire che esiste una parte rilevante di cittadini che invece ritengono che il Comune per altre ragioni deve restare unito. A 4 mesi dal quinto referendum sulla separazione del Comune di Venezia, che si celebrerà, ricorsi permettendo, il 30 settembre, prende vita il primo comitato per il no. Una settantina di cittadini, gran parte dei quali attivi da anni nel mondo dell'associazionismo locale, hanno firmato il manifesto Un Comune che pensa in grande per invitare veneziani e mestrini a non votare per la dissoluzione di un matrimonio che non è solo di interesse, ma anche e soprattutto d'amore. Ci sono migliaia di persone che passano tutti i giorni da una parte all'altra del ponte per lavoro e per altre cose. Ci sono cittadini veneziani che sono venuti a abitare a Mestre. Cioè, è una cultura che, come descriviamo nel documento, condivide tradizioni, condivide il boccolo, l'assenza, il Redentore, condivide la voga, condividiamo la laguna. Quindi ci sembra veramente assurdo rinunciare a tutto questo. La separazione, sostengono inoltre dal neonato comitato, condannerebbe Mestre e Venezia all'irrilevanza sulla scena nazionale. Conta e come essere l'11° comune d'Italia, anziché il terzo del Veneto, ma soprattutto un piccolo comune di Venezia e un popoloso comune di Mestre non avrebbero la forza amministrativa e politica per recitare un ruolo da protagonisti nei processi di trasformazione del territorio. Entrambe le zone della città sono in mano a grandi catene alberghiere, eccetera, e non riescono a sviluppare una propria capacità quindi amministrativa. E quello è il vero problema, che non si risolve votando un comune più piccolo. Anzi, votando un comune più piccolo rischi che queste forze esterne diventino ancora più forti e siano ancora più in grado di controllarlo. Dalla Sardegna gli abitanti di Arborea sono in viaggio in Veneto per ritrovare i posti d'origine dei loro genitori. Siamo tornati nella nostra terra come figli del Veneto. Scendono dal pullman, contenti ed emozionati. Il Veneto è la loro terra d'origine per questi sardi provenienti da Arborea, una volta chiamata Mussolinia di Sardegna, la prima città di fondazione creata dal fascismo. Mentre i lavori di bonifica Mussolinia di Sardegna sono ormai prossimi al loro compimento, che avverrà nel 1937, le campagne già bonificate aumentano ogni anno la loro produttività. Dalle nostre terre i loro genitori, quasi tutti contadini, sono partiti per bonificare e colonizzare un'area di quasi 20.000 ettari nella provincia di Oristano. Un tempo desolata dalla palude e dalla malaria. Un lavoro immenso in un territorio che nel 28 era in gran parte occupato da stagni ed acquitrini. Accendi una candela, nel mondo. Veneti e sardi che accorsero per la costruzione di strade e canali, ponti ed argini, officine e ferrovie, ambulatori e case coloniche. Una sessantina di quei discendenti sono tornati a visitare i paesi d'origine dei loro cari. I miei genitori, gli nati a Gorgo al Monticano, quando mia mamma è arrivata in Sardegna si è messo a piangere perché il Veneto era verde e rigoglioso, la Sardegna era arida e secca. C'era niente e polenta e niente, un po' qualcosa del genere, quindi sono stati anni durissimi per le nostre famiglie. È stata dura, però alla fine ne hanno raccolto i frutti di tanta fatica. Io dico, abbiamo raccolto i frutti, sì. Abbiamo un allevamento di circa 500 capi di bestiame, capito? Produciamo oltre 20.000 quintali di latte all'anno. Tornare qui in Veneto cosa significa per lei? Significa
una cosa straordinaria. In pista la candela, Siamo in chiusura, subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13 dedicata alla salute, si parlerà di obesità. Questa sera invece torna a 20:10, la politica in primo piano, ospite in studio Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord della Regione Veneto, e Silvano Piazza, vice sindaco di Silea ed esponente del Partito Democratico. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 15 maggio. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino con rovesci e temporali sparsi, ma più probabili su Bellunese e Veneziano, tuttavia con qualche pausa più asciutta e anche soleggiata, specie sui settori meridionali. Temperature fresche minime tra 10 e 12 gradi, valori massimi compresi tra 12 e 19 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di tempo molto perturbato, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione, fenomeni in cessazione entro la nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 14 e 17 gradi circa. Nessuna novità sul Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà molto instabile ovunque, con fenomeni temporaleschi diffusi, localmente anche di moderata intensità, ma migliorerà ovunque già entro la nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.